Fa tappa a San Martino di Lupari il lungo viaggio che Regione e Palladio Museum dedicano ad Andrea Palladio e alla storia del Veneto e ai suoi rapporti con il mondo. 10 incontri che raccontano il grande progetto ideale, economico, amministrativo ed artistico su scala territoriale che cambiò la nostra regione e con il palladianesimo creò un modello diffuso in tutto il mondo. Per tutto il 400 e la prima metà del 500 Venezia comprava il grano dai propri tradizionali nemici, i turchi ottomani, ma negli anni 70 del 500, grazie alle opere di bonifica e alle nuove strade e canali, la Serenissima conseguì l'autonomia nella produzione delle proprie derrate alimentari. Fu proprio Andrea Palladio a dare forma alle esigenze sia di razionalità produttiva che di affermazione sociale dei pionieri della trasformazione agricola ed economica della terraferma. Proprio di questo e di molto altro si parlerà domani sera alle 20:45 nella Sala Bernardi di San Martino di Lupari in occasione del convegno Palladio più agricoltura, alla presenza del vicepresidente della regione Marino Zorzato, di Guido Beltramini, di Cisa Andrea Palladio ed Edoardo Demo dell'Università degli Studi di Verona.